Eccoci, ciao a tutti i nostri amici di Join Place On Air. Ormai stiamo facendo tantissime puntate, quindi chi ci segue sa benissimo a cosa servono queste trasmissioni. Servono per farvi entrare nel mondo di Join Place. Io sono Stefania, ormai un po' di voi mi conoscono e in ognuna delle nostre puntate noi vi portiamo all'interno del nostro mondo, vi portiamo a scoprire che cosa sono le story living experience e perché il nostro turismo esperienziale è così innovativo. È innovativo perché si basa sulla relazione, sul conoscere veramente i territori, ma soprattutto sul vivere un'avventura, perché ogni storia da vivere insieme ha il suo prequel, qualcosa che è successo prima, una missione da compiere dove i nostri ospiti, i nostri turisti, sono chiamati appunto a risolvere questa missione, a vivere questa avventura, a vivere questa storia da protagonisti. Vivendo queste storie si fanno incontri, si fanno amicizie, si impara sempre a fare qualcosa. E nella storia di oggi, crea il tuo vino sui Colli Euganei, vi lascio immaginare cosa impariamo a fare, ma meglio di me ve lo spiegherà la nostra amica, ospite e operatrice per il turismo esperienziale, Amanda Arena. Eccola qui, la nostra Amanda. Ciao Amanda, benvenuta. Buongiorno a tutti, ciao Stefania. Ciao, ciao. Ascolta Amanda, andiamo subito nel vivo. Innanzitutto di chi sei, quindi ci racconti un pochino di te, di tutte le cose che fai? Sì, io sono sommelier e sono specializzata in marketing vitivinicolo in quanto sono da sempre appassionata di enogastronomia e mi piace molto viaggiare, sono siciliana, sono nata a Palermo, ma diciamo mi piace molto viaggiare, esplorare nuovi territori e conoscere soprattutto i personaggi protagonisti del mondo che più mi affascina, è quello enogastronomico, quindi raccontare le storie dei vignaioli, visitare le loro aziende e trasferire a chi mi segue queste conoscenze, queste storie, ecco. Appunto la storia che vi propongo, Prova il tuo vino nei Colli Euganei, della quale hai accennato tu nella presentazione, è una bellissima storia ambientata nello splendido territorio dei Colli Euganei del quale sono innamorata, un territorio di origine vulcanica a sud-ovest di Padova, in Veneto. E appunto in questa storia andremo a conoscere non solo un'azienda proprio immersa nel cuore di questa splendida zona del Veneto, ma anche a conoscere i prodotti tipici, quindi vini euganei ottenuti da vitigni autoctoni, e impareremo a fare un vino, a creare un vino. Quindi è una storia dedicata a tutti coloro che come me sono amanti dell'enogastronomia, del cibo e del vino. Perfetto. Senti, una cosa Amanda che non ho detto e forse è giusto precisare perché io ti ho presentato come operatrice del turismo esperienziale, quindi volevo fare sapere a chi ci sta seguendo in questo momento che Amanda, come avete sentito, che è una sommelier e si occupa anche di marketing, ma ha fatto un corso per diventare operatrice del turismo esperienziale. Quindi lei ha portato la sua passione, che è queste passioni di cui ci ha appena raccontato, anche nel mondo del turismo. È giusto, corretto? Sì, corretto, perché come dicevi tu prima, oltre lo storytelling del quale io mi occupo, quindi raccontare storie, e noi nelle nostre storie sperimentiamo lo story living, cioè vivere la storia, creare, andare a fare effettivamente, creare un prodotto esperienziale, creare vivere dentro l'esperienza, ecco, quindi si va oltre lo storytelling. Si va oltre lo storytelling. Senti Amanda, ma se volessimo leggere i tuoi articoli, i tuoi blog, dove li possiamo trovare? Io scrivo per un portale
turistico dei Colli Euganei, www.colleeuganei.biz, proprio che tratta di enogastronomia ma anche di eventi nell'ambito dei Colli Euganei. E poi per la Gazzetta del Gusto, una rivista online di cultura enogastronomica, turismo, ecco, si parla di cibo, di vino, di birra e tutto ciò che ruota attorno a questo splendido mondo. Quindi, insomma, diciamo che sei un'esperta di tutto ciò che piace a noi italiani, ma anche dei turisti stranieri quando vengono in Italia. Perfetto. Quindi Grazie. come argomento direi che oggi siamo perfetti. Allora, ma andiamo subito nella tua storia. Allora, io prima ho detto che le Story Living Experience hanno una missione da compiere, cioè è successo qualcosa e i nostri ospiti sono chiamati a vivere un'avventura. Quindi qual è il prequel della tua storia? Cos'è successo? Perché queste persone sono chiamate sui Colli Euganei? Sì, il prequel, diciamo che la storia appunto è ambientata a Villa Lessi, un'azienda nata nel 2006 nei Colli Euganei da una riorganizzazione della più nota azienda Calustra. E proprio qui, siccome io sono consulente marketing per Villa Lessi, abbiamo intenzione con il titolare di ampliare la gamma di vini tipici di Villa Lessi, che appunto sono ottenuti da vitigni autoctoni sia bianchi che rossi. Abbiamo deciso di introdurre, di ampliare la gamma con una linea di vini bio, in quanto l'azienda è molto rispettosa della natura e del territorio, quindi opera in chiave sostenibile, e una linea di vini bio innovativa chiamata Selezione di Villa Lessi, dedicata alla ristorazione. Quindi abbiamo bisogno di degli enologi creativi, di gente che operi al di fuori dei soliti schemi, con una punta di creatività, anche di follia se vogliamo, e si cimenti in questa esperienza. Per creare due vini, uno adatto all'aperitivo, quindi un vino più fresco, leggero, ma accattivante, uno dedicato ai piatti della cucina marinara, ecco, quindi abbiamo bisogno di questo aiuto e quindi abbiamo chiamato degli enologi. Oh, quindi i nostri turisti, ci sarà un momento che nelle foto vedremo molto bene, che Amanda ci spiegherà, ci sarà un momento dove i nostri ospiti, i nostri turisti, pluff, smetteranno per magia di essere turisti e diventeranno enologi creativi. Foto, regia, grazie. Ecco, questo è l'ingresso di Villa Lessi, circondato da questi splendidi vigneti che abbracciano l'azienda, e siamo a Faedo di Cinque Euganeo, un piccolo comune proprio immerso nel cuore dei Colli Euganei, e qui dal 2006 è nata Villa Lessi. Ecco, un'azienda agrituristica, anche vitivinicola. Ecco, questo è il momento clou della mia storia. Infatti, con la consegna dell'oggetto magico, il calice, i nostri ospiti diventeranno enologi creativi. La storia incomincia con una breve passeggiata nel vigneto di Villa Lessi, dove il titolare Ivano Giacomin, una persona di una cultura eccezionale, profondo conoscitore del territorio dei Colli, proprio un autoctono doc, ci apporterà nel suo vigneto didattico, che conta quasi 140 differenti varietà di vitigni autoctoni, quindi ci racconterà di volta in volta un vitigno del quale poi andremo a assaggiare il vino a seconda, ecco, della possibilità, e ci racconterà le storie, e potremo anche interagire, fare domande e capire determinate curiosità. Ecco, qua vediamo che si ha la possibilità di toccare appunto le uve, di fare delle domande e di carpire tutto ciò di cui siamo curiosi. Ecco. Qua poi sotto, dopo aver concluso la nostra passeggiata, ci scenderemo nella bottaia, dove Ivano ci spiegherà i vari processi di vinificazione del vino, e ci condurrà attraverso la piccola bottaia,
dove ci sono vari campioni dei terreni, dei suoli vulcanici, che sono molto importanti anche per andare a influenzare le caratteristiche organolettiche dei vini. Ad esempio è molto famosa la trachite euganea, che è una roccia appunto che dona determinate caratteristiche ai vini. Poi ci possono, a seconda delle varie zone dei Colli Euganei, troviamo dei suoli diversi, e lui ci illustrerà proprio con dei campioni, e potremo toccare con mano da vicino, vedere le differenze dei suoli vulcanici, in quanto i Colli Euganei sono nati circa 35 milioni di anni fa, a seguito di alcune eruzioni sottomarine che crearono appunto, dopo varie stratificazioni di lava e di magma, questi colli dalle fogge particolarmente stravaganti, troncoconiche, che ad alcuni poeti sembrano simili a dei seni di donna. E quindi diciamo non ci furono delle vere e proprie eruzioni ma ci furono queste eruzioni sottomarine che conferirono questa particolare morfologia del terreno, del paesaggio. E lui ci spiegherà anche, prima di scendere in bottiglia, in un dipinto, la differenza tra la viticoltura antica dei Colli Euganei e quella più moderna. Ecco, è un excursus molto interessante per entrare nel del vivo della viticoltura euganea. Dopo la soppa in bottiglia entreremo proprio nella parte dell'imparare, in quanto i nostri ospiti, che ormai sono diventati enologi creativi con la consegna del calice, impareranno come si degusta un vino. Avremo la possibilità di conoscere, grazie alla sommelier, l'intervento della sommelier sono io, tre vini a seconda della disponibilità offerti da Ivano, e avremo quindi la possibilità di, dopo aver visto nel vigneto didattico determinati vitigni, la possibilità di degustare il vino ottenuto da quel particolare vitigno autoctono. Quindi qui i nostri enologi creativi hanno una vera e propria lezione, possiamo dire. Sì, perché capiscono le varie fasi della degustazione, come appunto l'analisi visiva, l'analisi olfattiva e l'analisi gusto-olfattiva, le varie fasi della degustazione. Poi si può interagire e poi si va appunto a degustare il vino, e saranno loro interrogati, diciamo, per capire le varie caratteristiche, le varie sensazioni, caratteristiche organolettiche, andarle a scoprire di volta in volta a secondo del loro gusto, delle loro sensazioni, percezioni. Ecco, qui si entra appunto nel vivo della degustazione con il primo vino, e appunto avremo la possibilità di degustare 3 vini, che poi saranno proprio vini che utilizzeremo per i tagli, per andare a creare un vino, ecco, per andare a creare il vino dell'impresa, del laboratorio, appunto crea il tuo vino nei Colli Euganei. E loro, dopo aver apprezzato le varie caratteristiche organolettiche, avranno a disposizione i 3 vini e potranno dosare i tagli a seconda del loro gusto, delle loro preferenze. Ecco, assaggeranno di volta in volta. Io e Ivano andremo intorno alla tavola per capire come si stanno organizzando, e poi decideranno anche il nome del proprio vino, del vino che hanno realizzato. Avranno la loro etichetta, una bottiglia, e potranno scrivere con un pennarello il nome del vino che hanno creato. Quindi proprio creativi dalla A alla Z. Sì, creativi perché poi andremo a assaggiare questi vini e discuteremo insieme e ci confronteremo per capire come si sono orientati nella creazione del vino, se ci hanno aiutato, se hanno dato, ecco, il loro contributo all'ampliamento della gamma aziendale di Villa Alessi, ecco. E naturalmente alla fine missione compiuta, quindi nell'ultima foto che abbiamo visto dove siete con la vostra bottiglia, questo è proprio il momento finale, no? Il culmine. Ovviamente la nostra missione è stata compiuta e i nostri enologi creativi hanno creato questi vini fantastici. Sì, missione compiuta, perché ognuno è fiero del prodotto realizzato, naturalmente, perché non è che capita tutti i giorni di creare un vino.
Certo, certamente, certo. Io vorrei ora chiedere alla nostra regia se ci manda in onda il video bellissimo della tua storia. Martoriata anche lei, vediamo se questa è la famosa. Carissimi amici di Join Place, così vi ho portato dentro il mondo dei coniuganei, avete conosciuto la nostra sommelier e operatrice per il turismo esperienziale Amanda, e vi ricordo che questa è solo una delle tante storie che offriamo su tutto il territorio nazionale. Venite con le vostre passioni che sicuramente troverete qualche prodotto adatto a voi. Visitate il nostro sito www.joinplace.com, qui trovate tutte le nostre storie divise sia per aree geografiche ma anche divise per passione, quindi arte, cultura, storia, enogastronomia. Qui le trovate tutte. Seguite i nostri social e soprattutto seguite le nostre puntate. Anzi, perché non ci dite magari nei commenti che storia vorreste vedere presentata nella prossima puntata? Aspetto i vostri commenti e vi invito alla prossima. Ciao ciao!